Villorbese, Carlo Bramezza, ha chiamato a coprire un debito di quasi 11 milioni di euro. Il Tribunale ha dato il via libera alla liquidazione del suo patrimonio. In 1000 a San Vendemiano per i funerali delle due cugine morte nell'incidente in A28 Sararizzotto. Jessica Fragasso, presente anche il presidente del Veneto, che per il responsabile ha chiesto una punizione esemplare. La morte di Benedetta Cipriana nel 2020 aveva scosso l'intera comunità di Carmignano di Brenta. Ora un processo stabilirà se questa tragedia si sarebbe potuta evitare. Contrasto alla violenza contro le donne, firmato alla presenza del ministro Erika Stefani nella sede della provincia di Vicenza il protocollo di rete che uniforma le modalità di intervento. 1000 giovani schedati per evitare le risse del sabato pomeriggio. Il prefetto stila un elenco risultato dai controlli effettuati dalle forze dell'ordine. Con un lavoro ma poveri, secondo uno studio del CAF CGIL nel Padovano sono circa 50.000 i dipendenti che, malgrado abbiano un'occupazione, si trovano in uno stato di povertà. Il Carnevale di Venezia apre le sue porte in una giornata di sole. Sarà un carnevale diffuso in totale sicurezza. Non mancheranno gli spettacoli sull'acqua. Ben ritrovati, TG Veneto in apertura. Come avete sentito dai titoli, il caso del Villorbese. Bramezza, direttore dell'ULSS 7 Pedemontana, chiamato a coprire un debito di quasi 11 milioni di euro, e così il Tribunale ha dato il via libera alla liquidazione del suo patrimonio. Vediamo. Ha suscitato clamore e fa inevitabilmente discutere il caso del direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana, il trevigiano Carlo Bramezza, nei confronti del quale il Tribunale di Treviso ha dichiarato aperta una procedura di liquidazione del patrimonio per un debito di quasi 11 milioni di euro, maturato per aver firmato a garanzia di consistenti esposizioni debitorie di società nell'ambito immobiliare di cui era socio. Investimenti fallimentari che hanno creato un buco di cui ora il manager 55enne è chiamato a rispondere. Bramezza, cresciuto politicamente nelle file della DC, è stato direttore di IPAB, in particolare quella di Casa Marani a Villorba, prima della nomina a direttore dell'ULSS 4 di San Donà di Piave, a cui è seguita quella all'ULSS Bassanese. Fratello di Ilaria, attuale capo dipartimento al Ministero delle Infrastrutture, dopo essere stata direttrice generale in Regione, Carlo Bramezza deve ora far fronte a una serie di stringenti provvedimenti disposti nei suoi confronti dal giudice Clarice Di Tullio, riguardanti il pignoramento dell'abitazione, di un appartamento già andato all'asta, di soldi in banca e quote azionarie, nonché del quinto dello stipendio. Per coprire il maxi debito, il manager pubblico trevigiano ha ottenuto di beneficiare della legge ribattezzata Salva Suicidi, un quadro impegnativo e complesso che pone necessariamente degli interrogativi sull'opportunità, per chi ne venga investito, di svolgere ruoli dirigenziali in campo pubblico e soprattutto come direttore generale di un ULSS che deve garantire la tutela del bene più prezioso, la salute dei cittadini. La morte di Benedetta Cipriana, siamo a Carmignano di Brenta, nel luglio 2020, un drammatico incidente che ora un processo cercherà di capire se si sarebbe potuto evitare. Nel luglio del 2020 rimase uccisa dal guardrail di legno dopo essere uscita di strada. La morte della giovane Benedetta Cipriana scosse la comunità di Carmignano di Brenta, dove era nata e cresciuta. Ora sono finiti a processo con l'accusa di omicidio colposo due responsabili dell'Unione dei Comuni del Brenta, l'ente che avrebbe dovuto supervisionare il guardrail. In un primo momento la morte della giovane era stata archiviata come un semplice incidente. Il pubblico ministero Luisa Rossi, titolare del fascicolo, ha poi deciso nuove indagini che si sono concentrate sul guardrail e la sua manutenzione. È stato firmato un protocollo importante, protocollo di rete con il ministro Erika Stefani per quanto riguarda la violenza contro le donne. Vediamo di che cosa si tratta. Vi è stato un tentato omicidio nel 2020 e mentre invece si è passati dal 2020 al 2021 da 0 a 5 omicidi, ma al di là dei numeri si tratta della gravità dei fatti che sono stati commessi e che hanno scosso tutta la comunità vicentina. È il primo dato tra quelli messi in risalto dal Questore a evidenziare la drammatica situazione femminicidi e violenza sulle donne nell'ultimo anno a Vicenza. Per questo il prefetto ha accelerato le procedure per arrivare alla stipula di un protocollo di intesa tra tutti gli enti coinvolti per fare rete e sostenere le vittime che decidono di fare denuncia. Un fenomeno in aumento e che va contrastato. La prossima settimana la Regione Veneto concerterà le linee di intervento con una modalità simile al protocollo appena firmato, ma su scala regionale. In un organismo e uno strumento di questo tipo noi riusciamo a capire chi fa cosa ed è importante
ci sono tanti soggetti e tanti attori che partecipano poi a delle dinamiche di questo tipo nella presa in carico iniziale, la presa in carico che può essere sanitaria, che può essere legata alle forze dell'ordine, che può essere legale, fino a poi arrivare alla presa in carico sociale, di sgancio, di autonomia o comunque di uscita da un percorso di un certo tipo. È un grande risultato che abbiamo perseguito per parecchio tempo, abbiamo lavorato come Comune di Vicenza e Servizi Sociali a questo progetto. Poi la Prefettura ha fatto da regia in maniera egregia, ha messo al tavolo tutti gli attori principali, c'è uno strumento in più che permetterà di tutelare le donne dalle violenze di genere, quindi da questo punto di vista è un grande risultato per Vicenza, speriamo che possa essere di aiuto per prevenire i fatti che hanno purtroppo caratterizzato anche le cronache locali nei mesi scorsi. Dalla violenza nei confronti delle donne alle risse del sabato pomeriggio, pensate a Padova, attraverso tutta una serie di controlli è stata creata una sorta di lista con 1000 giovani schedati. Non solo i controlli delle forze dell'ordine nelle piazze cittadine per evitare le cosiddette risse del sabato pomeriggio, ma un elenco di ragazzi a rischio violenza a Padova. Sono circa 1 migliaio i giovani tra i 14 e i 18 anni finiti nell'elenco stilato dalle forze dell'ordine per l'Osservatorio sul disagio giovanile, nato su iniziativa della Prefettura. Il fenomeno delle risse o appuntamenti violenti che vengono promossi da baby gang e che si danno appuntamento via chat in alcune piazze per venire alle mani si è diffuso nelle ultime settimane. Finora sono sempre state evitate perché la polizia ha schierato i reparti ed effettuato controlli in città per bloccare i ragazzi in tempo e proprio durante i controlli sono stati identificati circa 1 migliaio di adolescenti che abitano a Padova e provincia. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, assicura che non ci sono pericoli in città. Una città sicura. La Digos, la questura, il prefetto, forze dell'ordine, man mano che hanno intercettato tutte queste estraordinarietà giovanili che vogliono, insomma, li intercettano, non è che fanno repressione, cercano di motivarli, di non fate queste cose, per cui segnalano i ragazzi. Non è successo mai niente, di altre città purtroppo succede, qua si erano controllati bene dal prefetto quest'ora. Molti sono ragazzi che provengono dalla cintura urbana e tra loro tanti sono stranieri di seconda generazione. Il prefetto Raffaele Grassi per questo ha deciso di coinvolgere tutti gli enti in un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblico dedicato proprio al disagio giovanile, che secondo il sindaco di Padova è stato alimentato da questo difficile periodo di pandemia. Sono disagi giovanili, è il Covid, io penso che cambia il tempo. Cominciare a giocare a calcio, andare in palestra, fare cose in discoteca, al mare, in montagna, sfumerà tutto, non c'è niente, tranquilli. Io non capisco i giovani che fanno queste cose, però capisco che è stato il Covid, è stata una mazzata tremenda per tutti, ne stiamo uscendo per fortuna. In provincia di Treviso, Oderzo, le risse organizzate da ragazzine per poter produrre dei video virali da far girare in rete, dunque un fenomeno ancora molto diffuso. Ne abbiamo parlato con il sociologo Vittorio Filippi. La rissa tra ragazzine con decine di coetanei ad applaudire, incitare e filmare, accaduta ad Oderzo, non è che l'ultimo episodio di una serie di fenomeni non più nuovi né limitati ai grandi centri urbani, ed i dati preoccupano. La fascia ormai interessata è dai 7 ai 16 anni, quindi con una discesa anche dell'età media, non è più un monopolio maschile, anche in questo caso c'erano ragazze e ragazzine coinvolte, e se dovessi dare quel poco di dati che c'è, secondo l'Osservatorio Nazionale sull'Adolescenza, su un campione di 7.000 giovani, di 7.000 adolescenti, i 6,5 sono coinvolti in baby gang. Fenomeni che allarmano e che chiamano in causa gli adulti, famiglia e scuola, che dovrebbero cominciare ad interrogarsi su cosa non funzioni nel processo educativo dei ragazzi. Se noi ragioniamo, i 14, i 15, i 16 anni dovrebbe essere la fascia di età più coinvolta nel processo di scolarizzazione, quella più coinvolta nelle attenzioni familiari, ma mi sembra che questo appunto smentisca questo avvolgimento educativo che evidentemente qualche falla deve avere, se coincide proprio con questa età in cui dovrebbe essere massima l'attenzione degli adulti famiglia e degli adulti scuola nei confronti delle giovanissime generazioni. Sicurezza, andiamo a Vicenza dove è in arrivo la polizia di prossimità.
Pattuglie di prossimità delle forze di polizia che a partire da metà marzo presidieranno il territorio. Si tratta di un'idea, di un progetto che abbiamo discusso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che è stato condiviso da tutti quanti, anche perché abbiamo cercato di recepire, come personalmente cerco di fare in ognuna di queste situazioni, abbiamo cercato di recepire quelle che sono le esigenze delle organizzazioni di categoria, quindi di essere vicini al singolo commerciante, al singolo esercente, con un'interazione costante e quotidiana tra esercente e forze di polizia. Affiancheranno le pattuglie in automobile, la finalità quella di avere un punto di riferimento e di confronto costante con le istituzioni e permettere interventi mirati. Inizieranno sicuramente delle pattuglie appiedate specifiche sul territorio, soprattutto nel controllo degli esercizi commerciali, e con una presenza anche di contatti frequenti dei carabinieri con i vari esercenti. La novità arriva da un lavoro in rete tra questura, carabinieri, finanza e polizia locale a seguito di una serie di servizi interforze che ha portato tra il 10 gennaio e il 10 febbraio al controllo di 3.294 persone, all'emissione di 54 fogli di via, a 7 espulsioni dal territorio nazionale, a 10 arresti, alla sospensione delle licenze di 4 esercizi, anche a Montorso e Valdagno, in uno dei quali la violenta rissa aveva coinvolto gli avventori, oltre al sequestro di 50 kg di droga. Abbiamo messo in campo delle attività investigative che ci hanno portato in meno di un mese a sequestrare più di 50 kg di stupefacenti fra hashish e marijuana, grandi quantità di denaro, telefoni cellulari e tutta l'attrezzatura per il campionamento e per la preparazione per lo spaccio. Ma oltre ai servizi di controllo, a risultare essenziali sono gli interventi di carattere strutturale, come l'illuminazione che a Vicenza è stata rinnovata nelle zone più a rischio e il supporto del Targa System, che andrà ad implementare il controllo delle targhe con 3 portali per inizio estate e sarà messo in rete con l'Arma dei Carabinieri e la Questura. I varchi sono precisamente uno in Viale Trieste, uno è situato nella Marosticana e uno è situato all'incrocio del Gallo, esattamente verso la Riviera Berica. Povertà, lavoratori poveri nel Padovano sarebbero almeno 50.000, lo studio è del CAF CGIL, vediamo. Essere poveri pur lavorando. Il fenomeno dei working poor, i lavoratori poveri in Veneto, riguarda circa 200.000 lavoratori e si è diffuso velocemente anche nel Padovano. A confermarlo i dati diffusi da uno studio condotto dal CAF della CGIL. Elaborando i redditi del 2021, il 16% dei dipendenti della nostra provincia percepisce un reddito inferiore agli 11.500 euro lordi l'anno, soglia indicata come bassa retribuzione. I lavoratori che si trovano in uno stato di povertà nella provincia di Padova sono circa 50.000 e i più penalizzati sono donne e giovani sotto i 35 anni. Qui infatti le percentuali salgono rispettivamente al 20 e al 19%. Sono dati inquietanti, commenta la CGIL, eppure il governo non sta facendo niente per combattere la precarietà e la recente legge di bilancio tende a favorire i redditi sopra i 39.000 euro, conclude il sindacato. Nel Padovano il reddito medio dei lavoratori poveri è di 7.500 euro l'anno. Grande soddisfazione in tutta la provincia di Belluno per 2 crisi industriali che sembrerebbero avere trovato entrambe una via d'uscita. Stiamo parlando di ACC e Ideal Standard. Dopo l'incontro del tavolo regionale di monitoraggio relativo al percorso di reindustrializzazione del sito Ideal Standard c'è ottimismo. La decisione di concedere alla Cordata Veneta un periodo di negoziazione in via esclusiva, anche se per un periodo limitato di 3 settimane, è stata accolta con unanime positività. La cordata composta da Banca Finit, da Delfin con Del Vecchio, da Rossi Luciani, da Progest è una cordata che può dare un nuovo futuro allo stabilimento di ceramica dolomite di Trichiana, rilanciando un grande simbolo del manifattura del nostro paese, dando la possibilità di lavoro a centinaia di persone impiegate in quello stabilimento. Sono particolarmente soddisfatto, ho lavorato per un lunghissimo periodo perché questa possibilità potesse avere luce e ad oggi guardo con grande ottimismo nei confronti del futuro di Trichiana e nel comparto della ceramica. Il tavolo regionale ha prima discusso le 3 proposte industriali per il sito produttivo pervenute nelle scorse settimane,
ma la scelta è caduta su quella prettamente legata al territorio. Non può che essere di grandissima soddisfazione la notizia della possibile soluzione della crisi dell'Ilva Standard di Trichiana. Una bellissima e ottima notizia che arriva dopo l'annuncio della risoluzione della crisi dell'ACC di Mel avvenuta questa settimana. 2 importanti realtà imprenditoriali della Valbelluna che ci auspichiamo abbiano risolto definitivamente i problemi degli ultimi anni. Ottima la notizia che un gruppo di imprenditori veneti sono interessati finalmente al futuro industriale dell'Ideal Standard. Che siano veneti è un valore sicuramente aggiunto perché è garanzia di serietà e credo che questo sia una cosa molto importante soprattutto nei confronti dei sindacati, dei lavoratori, insomma di quelli che in quella fabbrica ci hanno creduto fin dall'inizio. Io credo che oggi la politica debba fare un unico sforzo veramente fino in fondo, quello di portare a casa dei risultati concreti per favorire questo investimento. Ora le attività di approfondimento e analisi continueranno ad essere monitorate dal tavolo regionale. Il prossimo incontro in sede regionale è previsto il 24 febbraio. Tornano a manifestare a Padova i Novax dopo la trasferta veronese di sabato scorso. Il movimento Veneto No Green Pass si è dato appuntamento nel pomeriggio in Prato della Valle, circa 400 persone stipate in una porzione dell'isola Memmia, tutti senza mascherina anche se si trovano in una situazione di assembramento. In mano alcuni cartelli con le foto di chi, secondo il gruppo Novax, è morto dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid. Durante gli interventi si sono levati fischi contro il presidente Mattarella. Tra gli ospiti che hanno parlato sul palco anche il cantante Povia, che ha spiegato di essere un no Covid Vax, ovvero non contrario a tutti i vaccini ma solo a quelli contro il coronavirus. Ci fermiamo per pochi secondi, andiamo in pubblicità, tra poco. Eccoci, ben ritrovati e ora siamo in grado di mostrarvi le immagini del funerale, l'ultimo saluto a Sara e Jessica, oggi pomeriggio alle 15 a San Vendemiano, guardate. Perché? Perché, Signore, hai permesso tutto questo? Chi colmerà questo vuoto insopportabile? Chi farà da mamma ad Elena, a Sofia? Una delle tante domande che aleggiavano oggi pomeriggio i funerali di Jessica Fracasso e Sara Rizzotto, decedute nel tragico schianto del 30 giugno lungo la A28 tra Cimpello e Villotta. Oltre 1000 persone, in parte sedute sul giardino dell'oratorio, in parte assiepate lungo la ciclabile, hanno condiviso il dolore composto delle famiglie. Un sentimento che lega in particolare chi subisce una tragedia della strada, come ha ricordato Don Lorenzo rivolgendosi direttamente alla mamma di Jessica. Io sono il terzo di 5 figli, terzo per mio padre, primo per mia madre. Papà era sposato e aveva 2 bambini, ma un giorno sotto questo stesso cielo sua moglie è mancata, nello stesso modo, con la stessa dinamica. Anche i miei fratelli erano a bordo di quell'auto, ma solo lei è mancata. Qualche anno dopo sono nato io, che oggi parlo con te. Sono forse il segno concreto che il Signore offre oggi, per dirti che la vita sa fiorire dove la morte ha colpito. Speranza nel dolore, ma anche pietà cristiana per l'imprenditore bulgaro che ha investito l'auto delle 2 ragazze per poi darsi alla fuga. Per chi provoca dolore con comportamenti irresponsabili, possa convertire il proprio atteggiamento con la grazia della misericordia e compiere atti di carità e di pietà attraverso un rinnovato dono di sé. Preghiamo. Accogli, Signore, la nostra supplica. A rappresentare tutti i veneti il governatore Luca Zaia, tra le autorità presenti il consigliere regionale Sonia Brescacin e i sindaci delle comunità colpite Fabio Chiesa e Gianpiero Cattai. Al termine forse il momento più toccante con il saluto dei colleghi di lavoro di Sara. Sapevi essere determinata, concreta, presente, puntuale. Riuscivi a creare armonia tra noi e colleghe. Amavi il tuo lavoro e la tua passione si percepiva quotidianamente. E la lettera dell'amica Cristina a Jessica. Un istante prima condividevamo la merenda nel cortile della scuola elementare. Un istante dopo sono qui in piedi a salutarti. Sembra impossibile.
E tra le tante testimonianze anche il segno della mamma di Sara, che comunque ha voluto essere presente con questi 2 cuscini di fiori, mentre i palloncini bianchi sono stati l'ultimo omaggio di queste comunità verso Jessica e Sara. Avete sentito presente anche il governatore Luca Zaia, che ha chiesto una giustizia per quanto accaduto, e poi Regione vicina con una raccolta fondi e anche nella ricerca di una casa popolare per avvicinare nonno e papà. Le leggi sono scritte bene, io non discuto questo, ma vanno applicate anche bene, secondo me. Spero vivamente che qualcuno riveda questa decisione e che comunque la punizione sia esemplare. Il rispetto, l'autonomia dei magistrati non ci mancherebbe, ma penso che ogni magistrato, quando fa una qualsiasi sentenza, comunque indica una via. E allora vediamo che in altri casi le cose vanno in altre direzioni, si riconosca che la comunità non ha percepito questo. Rousseau nel contratto sociale diceva che il popolo ti delega a rappresentarlo e quando non lo rappresenti più ti toglie le deleghe. Penso che qui il popolo dà un'indicazione, cioè i domiciliari per noi sono inspiegabili. La tragedia l'avete vista, ci abbiamo dovuto fare in un prato all'aperto in pieno inverno celebrare questo funerale perché la gente non ci stava in una chiesa. C'è stato un incidente stradale, siamo in provincia di Padova, strada dei Pescatori, piove di sacco, 3 autovetture coinvolte, feriti 4 bambini, sul posto 3 ambulanze, una persona rimasta incastrata all'interno dell'auto è stata liberata, fortunatamente tutti i feriti sono stati portati in pronto soccorso, la prognosi è riservata. Siamo al Carnevale di Venezia che apre le porte oggi finalmente con una bella giornata di sole, vediamo. Prende il via ufficialmente da oggi il Carnevale di Venezia. Sarà un carnevale un po' diverso da quello a cui siamo abituati, ma di sicuro un carnevale che è un segno di ripartenza per tutti e si riparte proprio con i punti in varie zone della città dei teatrini come questo in campo San Geremia. Sono i 10 coloratissimi Wonder Points con mimi, clown, attori, trampolieri e affabulatori nell'ambito di Venezia Wonder Time. Spettacoli di strabilierie all'interno del programma ufficiale, un'edizione diffusa. Sparpagliata nei campi di Venezia, nelle vie di tutta la terraferma e delle isole, pronte ad accogliere sia cittadini veneziani sia i turisti, i visitatori della città in un percorso diverso del Carnevale da come se lo aspettano tutti gli anni. E questo è anche un messaggio di ripartenza per una città come Venezia, anche per la filiera turistica, per una stagione che si presenta molto importante. Quindi anche un Carnevale senza il volo dell'Angelo è un carnevale di strada, è un carnevale dove noi invitiamo chi viene a Venezia e gli stessi veneziani anche a vestirsi. E quest'anno ci si potrà sbizzarrire con le idee, visto il tema del carnevale Remember the Future, che lascia spazio ad ampie interpretazioni. Ho fatto 3 carnevali, il primo stava andando bene, poi è stato chiuso per il Covid, il secondo è stato un carnevale digitale, questa è una nuova sfida, perché non pensare al futuro? E in questo penso a un futuro di creatività, dove ognuno di noi all'interno della propria creatività pesca e traduce in qualcosa che può andare oltre, verso il futuro. Questo è Remember the Future. L'acqua sarà ancora una volta il filo conduttore. Nebula Solaris, lo spettacolo che per 9 serate animerà nella cornice dell'Arsenale i festeggiamenti in laguna. Le rappresentazioni daranno vita a una serata di giochi d'acqua e fuoco e trasformeranno in arte gli elementi di aria, terra, acqua e fuoco su imbarcazioni e chiatte galleggianti. L'accesso agli spettacoli sarà però su prenotazione e i biglietti si potranno acquistare nel sito ufficiale del Carnevale. In chiusura vi ricordo che dal 9 di marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale, dunque anche le nostre 3 emittenti si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul 14, TNE e Telenord Est sul canale 18. Per continuare a seguire l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Telenord Est, quindi sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali 10 Antenna 3, 14 Rete Veneta e 18 per Telenord Est. C'è il tempo per vedere insieme le previsioni del tempo, il telegiornale finisce qui, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.
Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Bentrovati al meteo. Domenica 13 febbraio con l'alta pressione, tempo stabile in questa giornata, poi è confermato l'arrivo di una perturbazione lunedì. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica ci mostra che non avremo piogge, infatti sarà l'ultimo giorno con l'anticiclone in forze e garantirà un ampio soleggiamento e un cielo al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo alle temperature che avranno contenute variazioni di carattere locale. Le minime torneranno ad essere sotto zero quasi ovunque, le massime invece si attesteranno tra i 6 e i 10 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, sempre tanto sole anche qui, qualche nuvoletta specie nel pomeriggio ma del tutto innocua. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime sui 7 e 9 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato solo con isolati addensamenti ma non daranno luogo a conseguenze. Temperature minime intorno a -1 o -2 gradi, massime sui 9-10 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antena 3. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.